La gara che si è svolta oggi qui al SIGEP di Rimini è la finale del campionato italiano Cup Tasting, che ha visto impegnati 16 concorrenti, i quali hanno avuto accesso a questa gara tramite 4 gare semifinali che si sono svolte in tutta Italia. C'era una grande attesa e aspettativa. Il primo round ha visto quindi questi 16 concorrenti, dopodiché i primi 6 del primo round si sono scontrati nuovamente e il vincitore dei primi 6 del secondo round è quello che andrà effettivamente poi a Shanghai al campionato del mondo. Per chi non lo sapesse, il campionato di Cup Tasting prevede che ogni concorrente abbia davanti a sé 8 set di tazze, composte ognuna da 3 tazze. 2 tazze contengono lo stesso caffè, la terza tazza contiene un caffè diverso. Quindi vince sostanzialmente chi nel minor tempo possibile individua all'interno di ogni set di tazze la tazza contenente il caffè diverso. È una gara che richiede una grande preparazione olfattiva, una grande preparazione gustativa, ma soprattutto tanta concentrazione, anche perché siamo all'interno di una manifestazione estremamente visitata, fortunatamente popolata, e quindi suoni, rumori, persone che parlano tendono a distrarre. Invece i concorrenti si sono comportati molto bene, c'è stato anche molto pubblico, quindi devo dire che CSC in qualità di main sponsor, in collaborazione con Sky Italia, Rimini e SIGEP, si possono ritenere estremamente soddisfatte anche di questa edizione di campionato italiano Cup Tasting. Primo classificato, come tutti sapete, Lorenzo Sordini. Bella applauso.